Russi Maddalena, tu sei la rappresentante del Brasile, ma nello specifico del Rio Grande del Sul. È una nazione straordinaria, il Brasile fa parte del BRIC, è una nazione in grandissima evoluzione, con un PIL grandissimo, tra i migliori in assoluto attualmente. Ecco, dimmi una cosa, ma per i giovani veneti come te, che sono arrivati là e si stanno creando un futuro, quali opportunità trovano in questo momento in Brasile? No Brasil temos bastante trabalho, tanto para os jovens brasileiros como para os jovens que vêm ao Brasil trabalhar, principalmente para aqueles que têm algum tipo de estudo mais aprofundado, como universidade, pós-graduados, mestrandos, doutores, não falta trabalho. Ecco, tu mi hai detto che sei architetto, che quindi non hai avuto problemi a creare il tuo studio, quindi a poter costruirti una strada nel mondo del lavoro. Tu pensi che ad esempio architetti, ingegneri, ma non solo, anche altri professionisti italiani giovani, se vengono in Brasile, riescono a costruirsi un futuro? Sim, eu creio que sim. Quindi diciamo c'è grande possibilità per poter anche scommettere nel futuro per i giovani, sia veneti che ci sono là, ma anche i veneti di qui. Quando existe um estudo, quando a pessoa é estudada, sempre tem trabalho. No Brasil, o que falta trabalho são para as classes menos favorecidas, que não têm estudo, não conseguem trabalhar com isso.